Inizia a prendere forma la Nuorese che affronterà la stagione 2016-2017 in Serie D. I primi incontri tra il presidente Michele Artedino e il tecnico Marco Mariotti hanno portato a definire il programma per la prossima stagione. La rosa è in corso di allestimento, i primi nomi sono le conferme del portiere Valerio Frasca, del laterale Giovanni Tupponi, del centrocampista Salvatore Del Sole, degli attaccanti Alessandro Pugedu e Simone Bezziccheri. Confermati anche i giovani Alessio Mazzuzzi, Ettore Muso, Nicola Biscu, Nicolò Moro. C'è anche il primo acquisto, si tratta di Francesco Botti, classe 1997, un esterno destro proveniente dal vivaio della Ternana. Poi ci sono le trattative in corso, innanzitutto con due big della scorsa stagione, il capitano Daniele Bianchi e il giollo Alessandro Cadau, due punti fermi dell'11 titolare di mister Mariotti. La loro conferma potrebbe essere il segnale di una nuorese che non vuole limitarsi a fare la comparsa. Poi ci sono le trattative per i nuovi acquisti, due nomi su tutti, il centrocampista offensivo Daniele Molino e il difensore Andrea Peana dell'Olbia, giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla nuorese. Altri nomi in queste ore accostati alla nuorese, quelli dell'attaccante brasiliano Dimas Gonçalves de Oliveira, 32 anni, una carriera tra Serie D e Lega Pro, e il centrocampista Francesco Mannoni lo scorso anno in forza all'Arma di Taggia in Liguria. Altre trattative sono in corso per completare l'organico e dare un nuovo volto alla nuorese.